questa lettera tra le cose di mamma, tu sai che cos'è per caso? Questa lettera è una lettera storica, antica della seconda guerra mondiale, quando salvato dalla morte due inglesi. Sarebbero morti sicuramente un'impresa eroica, non se ne fanno più di imprese così. E cosa ci facevano quegli inglesi nel tuo paese, nonno? Eravamo sotto la guerra. I tedeschi stavano dominando anche il nostro piccolo paesino. Avevano alloggiato le loro tende vicino alla chiesa, vicino anche a casa mia. E gli inglesi, che erano alleati con gli americani, erano venuti per liberare l'Italia. Loro volavano con i loro aerei sopra i nostri cieli. E un giorno un aereo, come capitava spesso, un aereo è caduto in un campo vicino alla chiesa e io, una notte, l'ho ritrovato. Ho trovato anche gli inglesi che erano caduti nel pomeriggio e ho deciso, dato che erano nostri alleati, di salvarli e di portarli a casa mia, nel mio fienile. E come pensavi di poterti fidare di loro? Erano alleati, volevamo entrambi la stessa cosa, uscire dalla seconda guerra mondiale, una distruzione. Com'è che li hai aiutati? Gli ho sempre dato da mangiare, da vestire, erano tutti rotti e caduti dall'aereo come credevi che fossero. Gli ho dato da mangiare, da vestire e dopo li ho tenuti lì, al caldo, riparati, nascosti. Dove? T'ho detto, nella stalla Ah. ad Albaredo d'Adige, il mio paese in provincia di Verona. E i tuoi invece, quando l'hanno scoperto, cosa hanno fatto? Erano d'accordo? Sono loro che mi hanno mandato a prendere gli inglesi. L'hanno visto anche loro l'aereo cadere. E come credi che io, a 17 anni, avessi potuto comprare tutti quei vestiti e dargli da mangiare? Ero sotto copertura dei miei, certo. E invece con l'inglese, visto che, insomma, tu non è che sia così... come riuscivi a parlare con loro, insomma? Non c'era bisogno di tante parole. Sapevamo tutti che cosa volevano: sopravvivere ed essere nascosti. E io li nascondevo. I gesti erano più che sufficienti. Cavolo, e non avevi paura di essere trovato? Sì, e anche tanta, anche perché se venivi trovato con in casa un nemico, veniva ucciso prima il nemico e dopo te, e non scherzavano, loro avevano il fucile e lo adoperavano bene anche. Quindi in un certo senso eri un traditore della patria? Io, un traditore della patria? Chi tradiva la patria erano quelli che lanciavano le bombe, no io che cercavo di salvarla, la patria. Ma arati cosa mi tocca sentire. È stato veramente un onore, immagino, ricevere questa lettera. Come ti sei sentito? Sì, è stato bello, È stato bello quando l'ho trovata. Intanto non mi ero accorto che era arrivata la lettera perché è arrivata dopo tanti anni. Però è stato bello sapere che quel tuo gesto fatto ancora da fanciullo è servito a qualcosa e che gente come voi, giovani, la studiate ancora a scuola. È un passo importante. E la lettera era firmata dal generale Alexander in persona. E quindi, scusa, questo Alexander chi era? Alexander, il generale Alexander britannico, era il comandante supremo delle forze alleate di terra. Sbarcò dalla Sicilia e piano piano liberò tutta l'Italia. Un grande uomo, un esempio per tutti. Bene, grazie veramente di avermi raccontato queste cose, sai? No, veramente, non ci sono scritte sui libri di storia. Prego, figurati, noi che abbiamo fatto l'Italia. Ma quando vuoi, io sono sempre qua. Se vuoi sapere ancora qualcosa dei tempi passati, vienimi a trovare e ti racconterò tutto.